Buonasera e bentornati a Tre, l'approfondimento culturale di Sardegna Gol. Oggi siamo in diretta con l'autrice Flavia Taccori. Ciao Flavia, Ciao, buonasera. grazie di essere qui. Grazie a voi per avermi chiamato. E naturalmente, come sempre, con la regia di Roberto De Sì dietro al mixer. Flavia, noi di solito quando invitiamo un autore gli chiediamo di presentare un'opera. Di solito è l'ultima uscita. In questo caso qui abbiamo fatto un'eccezione. L'opera non è una, ma sono addirittura due. Sono uno Trabicolandia, mostriamo alla telecamera, e l'altro Speculari Inversi. Allora, osservando la copertina si capisce che c'è un legame fra queste due opere. È vero. Possiamo dire che Trabicolandia e Speculari Inversi siano come due capitoli di un'unica narrazione? Potremmo anche dire così, sì, che se Speculari Inversi e Trabicolandia sono uno susseguissi, uno il seguito dell'altro, senza però dare un numero uno. Un numero uno. Sì, anche se c'è la prima uscita che comunque è Trabicolandia, il primo, e il secondo è Speculari Inversi. Trabicolandia che è uscito nel Nel 2020, 2020, sì. mentre Speculari Inversi nel 2023, in una data che ha un Par- significato particolare, ma ne parleremo in un secondo momento. Eh, In Trabicolandia c'è una ragazza di cui si vede soltanto la metà del suo corpo. Perché questo? È vero. In Trabicolandia si vede solo metà corpo di questa ragazza perché di questa ragazza, la metà destra di questa ragazza è stata spazzata via. Spazzata via da un evento mutilante, un'emorragia cerebrale, avvenuta il 29 marzo del 2010, quando questa ragazza aveva praticamente solo 20, no, 32 anni. Aveva 32 anni questa ragazza, che poi sono io. Che poi sei Parlo tu. di me, Sì. sì. Avevo solo 32 anni. Quindi nella copertina di Trabicolandia c'è solo metà me e un bastone, che poi in Trabicolandia prende un nome, perché fa parte di me questo bastone e si chiama Gastone. La mia Gastone, fortuna, sì. Ed è sempre insieme a me. il tuo sostegno. Trabicolandia non potremmo, come tu giustamente dicevi prima, definirlo un libro di poesie, ma piuttosto un libro di trabicolate. Sì, è vero, di trabicolate perché non mi azzardo a chiamare ciò che scrivo poesia, ma trabicolata, anche se la mia editrice si arrabbia quando Sì. dico Tra l'altro, così. dimenticavamo, sono libri che non sono stati pubblicati da Da Amico il Amico tuo Libro, libro, ecco sì, sì. esatto, da Amico Libro. Non mi azzardo a chiamare ciò che scrivo poesie, ma trabicolate, perché mi ci rivedo in questa definizione, nella definizione di trabicolo, perché un trabicolo è un macchinario o arnese strano e sgangherato, vecchio, ma ammesso che io vecchia non sono, perlomeno non ancora, ma sgangherata sì, sgangherata anche parecchio. E sono formata da due metà diverse, la metà destra, che non c'è più, e la metà sinistra. E durante il mio percorso, come un trabicolo, come un carretto, io produco tanto rumore e anche la mia assenza è capace di produrre rumore, così come ho scritto nel libro. Certo. Dicevamo, Trabicolandia e Speculari Inversi fanno parte di un unico racconto, Sì. anche se non necessariamente in un ordine prestabilito. Nella copertina di Speculari Inversi, accanto alla ragazza composta da una sola metà, appare un ragazzo composto da una sola metà. È vero, c'è un incontro con un altro ragazzo, in questo caso Maurizio, anche lui a metà, perché anche lui ha avuto un'emorragia cerebrale una settimana dopo di me e anche lui ha fatto il mio stesso percorso. E diciamo che ci siamo incontrati come non per caso, come per esempio in un parco o al bar, ma in un ambiente un po' particolare, ovvero al Don Gnocchi, a fare riabilitazione. Ed è come se il nostro incontro fosse stato uno scherzo dettato da una situazione, diciamo, non dipendente da noi. E questo lo svelo nel retro del libro.
quando faccio vedere altri 4 personaggi che sono presenti nel libro. Ce li vuoi raccontare questi 4 personaggi? Questi 4 personaggi io li chiamo. Abbiamo Guido, abbiamo il detentore delle chiavi e 2 angeli custodi pasticcioni che sono patiti per il fantacalcio. E senza spoilerare e quindi privare i lettori della Sì. conoscenza di questo volume, che cosa fanno? Ci puoi raccontare qualcosa, oltre alla loro passione per il fantacalcio? Vi racconto che il detentore delle chiavi, il portinaio detentore delle chiavi, ha una lunga pergamena piena di nomi. E quel 29 marzo del 2010 una Flavia si presenta al cospetto di questo portinaio, detentore di chiavi, ma non era la Flavia giusta. Quindi il portinaio se ne accorge e recupera il mio angelo custode che è piuttosto pasticcione e mi rimandano indietro subito perché non sono la Flavia giusta. Ma hanno troppa fretta di mandarmi indietro e quindi metà me rimane su. Ecco perché mi ritrovo ad avere soltanto la metà sinistra abile. Soltanto la metà sinistra abile, e che però comunque con l'altra metà di Maurizio compone un'unità. Sì, è vero. Flavia, il tuo Trabicolandi è uscito nel 2020, Sì, a 10 anni di distanza dall'ictus che ti ha colpito. è vero. Quanto tempo ti ci è voluto non solo per scrivere Trabicolandia, ma anche per maturare l'esigenza di raccontare quello che ti era capitato attraverso le trabicolate? Per scrivere Trabicolandia non mi ci è voluto assolutamente tanto tempo, anzi pochissimo, perché io per poter stare bene scrivevo. E scrivevo sotto forma di poesia, di trabicolate, cioè scrivevo sotto forma di poesie che poi sono diventate trabicolate. Per esorcizzare per l'appunto l'evento mutilante, per tirar fuori tutti i sentimenti che potevo provare. E Trabicolandia quindi è nata piano piano nel tempo, perché ho raccolto tutte le trabicolate del momento, diciamo in 5 anni Trabicolandia è stato scritto. Però una volta che è stato scritto è rimasto sul fondo del cassetto, perché leggere ciò che mi era successo mi faceva male, non riuscivo. Ed è rimasto parecchio tempo nel cassetto. Poi, te l'ho detto, durante la pandemia l'ho ritirato fuori, l'ho riletto ancora e l'ho riletto ancora e ho pensato che potesse essere una cosa buona da pubblicare, soprattutto perché da un evento brutto come quello che è successo a me in età veramente giovane, alla fine ci si risolleva. Ci si deve reinventare parecchio, però se ne viene fuori. E quindi ho pensato potesse essere una cosa bella. Ma tu praticavi la scrittura prima dell'ictus? Praticavo la scrittura perché quando mi sono trasferita in Toscana, ogni giorno scrivevo un buongiorno in rima ai miei amici di Cagliari e lo mandavo. Facevo questo. Cioè, capito. Bello, molto bello. Sì. E dopo il Trapicolania nel 2020 è uscito Speculari Inversi, ma prima di parlare di Speculari Inversi vorrei ricordare agli amici in ascolto che c'è la possibilità di interagire direttamente con Flavia e porle delle domande, dirle qualcosa utilizzando la chat sulla destra dello schermo. Speculari Inversi esce, dicevamo, il 9 novembre del 2023, non un giorno a caso, giusto? È vero, non un giorno a caso, ma il 9 novembre è una data particolare perché è l'anniversario di matrimonio, perché queste 2 metà sono convolate a nozze e si sono riunite. E voi siete sposati dal Mm, No, 2013? sì, esatto, nel 2013 siamo Sì. sposati, sì.
No, di solito le coppie celebrano l'anniversario di matrimonio con, non lo so, una cena, poi con la No, io pubblicazione con la di un... pubblicazione, Dico, beh, esatto. cioè, non si può negare che sia una cosa molto, Particolare. molto inusuale e inconsueta. Di solito dicono che per raccontare in maniera efficace, in qualche modo ci si debba anche un po' distaccare da quello che si racconta, cioè non essere troppo emotivamente coinvolti, viceversa non si riesce a trovare le parole giuste o essere chiari. Tu come sei riuscita a fare questo? Attraverso la poesia, attraverso le trabicolate. Io senza le trabicolate non penso che sarei riuscita a descrivere quello che è successo, senza cadere nel, nella pena, perché è una cosa che non volevo fare, che non volevo che gli altri provassero leggendo Trabicolandia o anche speculare in versi, era provare pena. Certo, la letteratura del dolore. Sì, esatto. Volevo domandarti, le persone che come te hanno vissuto questo tipo di esperienza, hanno affrontato il percorso che tu comunque continui ad affrontare dopo tutto questo tempo, tra queste persone c'è chi ha letto questo libro? Ci sono i parenti di queste persone che hanno letto il libro e che lo leggono ai familiari che hanno avuto questo evento qua. E mi sono accorta che purtroppo tante persone che hanno subito questo evento mutilante si buttano molto giù, si lasciano andare. E questa è una cosa che non concepisco, mi fa star male. Certo, comprendo. Trabicolandia, oltre a essere una raccolta di trabicolate o poesie, ma se mi permetti, se mi consenti l'uso di questa espressione che a te non piace particolarmente, poi ha conosciuto anche un ulteriore sviluppo. Sì, Trabicolandia è diventato uno spettacolo teatrale grazie ai miei compagni di viaggio che sono Francesco Francalanci, sono Vanni, ora te li dico così, Sì, Vanni Boninsegni, Guido Battistini, poi abbiamo altri 3 componenti che sono... me li dovevo scrivere, lo sai, perché guarda... stai rischiando la gaffa, eh? Sì, sto rischiando la gaffa. Abbiamo Enrico Scontini e aspetta, c'è il compositore del Maggio Musicale, ehm, Lorenzo. Lorenzo, mi viene Lorenzo. Non mi ricordo il cognome. Che gaff Vabbè, pazzesca. salutiamo Lorenzo, ne credo Scusa, Lorenzo. ci stia ascoltando. Ci puoi un po' raccontare come questo spettacolo? Lo spettacolo è composto da diverse parti raccontate da me e dalla musica sia del compositore che in arte si chiama Prengandarv, ora mi ricordo Lorenzo da Toma, quindi scusa Lorenzo, del compositore Prengandarv che è Lorenzo da Toma, che cura la regia dello spettacolo. E poi abbiamo delle canzoni che vanno da Neil Young a Pino Daniele a Vasco Rossi. E nel mezzo ci sono le trabicolate e il racconto fatto da me in primis. E abbiamo la batteria, un contrabbasso, la chitarra elettrica, la chitarra classica. Ho capito. So che è andato in scena diverse Diverse volte, volte, sì, sì. 4 volte in tutto. Sì, e ora vediamo se l'anno prossimo dovremo stilare altre date. Ma hai in mente di sviluppare un adattamento teatrale anche di speculare in versi? È possibile, è possibile. Ti tieni aperta a questa opzione? Sì, sì. Volevo domandarti, qual è la reazione del pubblico di solito prevalente quando presenti la tua opera, le tue opere? Perché poi naturalmente giustamente dicevi prima, la captatio benevolenza non è quello di cui bisogna, non sono una poverina, quindi non è che siccome ho vissuto il dramma dell'ictus mi devi per forza dare la pacca sulle spalle e dire ah brava, brava, a prescindere. No, certo. Tu racconti la vita partendo da un'esperienza Vera. vera di straordinario impatto. Da questo punto di vista, qual è la reazione di chi ascolta la tua presentazione? Chi ascolta i E racconti... naturalmente anche la lettura. Sì, Sì,
la cosa più importante. Chi ascolta, chi viene alle presentazioni e ascolta la presentazione o anche allo spettacolo, rimane colpito dalla storia, dall'essersi, dal modo in cui mi sono rialzata. Rimane molto colpito e poi durante le presentazioni comunque si diverte, perché hai visto la gaffe che ho Sì. fatto adesso? È molto comune durante le presentazioni, perché allora adesso ti svelo un'altra questione. Durante questa presentazione non hai ancora preso l'abitudine di scriverti i nomi sul foglio di carta. Guarda, è una cosa tremenda. Deformazione professionale. Sì, deformazione. No, praticamente succede così, che sì, sono a fare la presentazione e avviso già tutti quelli che sono alla mia destra, quindi tu sei a destra, che io ho difficoltà nel, come si dice, nel non visualizzarli, però anche memorizzare il fatto che ci sono e memorizzare anche quello che mi dicono e mi chiedono. Quindi chiedo già preventivamente scusa a tutti quelli che sono a destra perché non li memorizzerò, non li ricorderò, e chiederò 2 o 3 volte scusa, cosa mi hai chiesto? Perché sono alla parte sbagliata. Però questo credo che sia anche una preziosa opportunità di conoscenza, apprendimento per chi viene ad ascoltarti, anche Sì, partendo da sì, sì. queste piccole cose. Ma infatti vedi, anche io piano piano sto traslando verso di te col corpo, perché così perlomeno No, certo, assolutamente, perché poi di solito rispetto a questo tipo di problemi si tende soltanto a pensare magari alla carrozzina, cose di questo tipo, in realtà sono tutta una serie di questioni che no, sono vanno... tutta una serie di altre cose, di altre questioni che vanno al di là della carrozzina, del bastone, sono anche l'ictus ti porta via anche la sensibilità la parte sensoriale della muscolatura. Quindi tante volte non si pensa al fatto che devi tirare l'attenzione della persona, magari gli batti sulla spalla, ma la spalla è plegica, quindi quella persona Non se ne non ti rende sente, conto. no, non se ne rende conto. Certo. Volevo domandarti, prima di iniziare la diretta ti ho chiesto se avessi in programma la pubblicazione di qualche altra opera, dice non ancora, non è ancora arrivato il momento, come è giusto che sia, però comunque stai scrivendo. Sì. Come avviene il tuo processo di scrittura? Il mio processo di scrittura è improvviso, non c'è un protocollo che seguo, che segue questo processo, perché quando arriva, arriva. È come quando uno ha sete. Se ha sete ha bisogno di bere, e se a me arriva l'ispirazione ho bisogno di scrivere, ovunque sia. Prima era più semplice perché tipo, mi veniva anche mentre ero in macchina, quindi attaccavo il registratore e registravo ciò che dovevo scrivere. Poi una volta a casa trascrivevo. Certo. Eh, Quali sono un po' i tuoi autori di riferimento, volevo domandarti? I miei Sì. autori sono tanti cantanti, lo sai? Tantissimi. Mi piace tantissimo De André. Penso che sia uno degli autori fenomenali, il migliore. Infatti giustamente mi facevi presente prima che in Trabicolandi, a detta di tanti, emerge una certa musicalità È vero. nei racconti. Sì. Bello, è molto bello. C'è una canzone di Andrea che ti piace in particolar modo? Bocca di Rosa è la migliore. Bocca di Rosa, Sì, sì. sì, è la canticchio. Tornando a questo tuo rapporto con Maurizio, che è stato un momento di rinascita in una fase della tua vita in cui probabilmente tu hai toccato il punto più basso. Quanto è importante avere accanto una persona che sia consapevole di quello che stai vivendo, perché lo vive anche egli in prima persona? Guarda, quando ci siamo conosciuti, Mau, io mi sono resa conto della mia mancanza dei ricordi, perché per l'appunto con Mau quando ci si incontrava nel corridoio, prima di andare a dormire, si faceva tipo come fanno i bambini nelle piazze con le figurine dei calciatori, ce l'ho mi manca. Ma tu la sensibilità al braccio ce l'hai? No, io non ce l'ho. Ah, ecco, vedi, io invece ce l'ho, dicevo io a Mau, io ce l'ho un po' di più. Quindi mi rendevo conto di ciò che mi mancava
facendo il confronto con Maurizio. È da lì che mi sono resa conto che mi mancava tutta la parte della, aiutami un attimo, dei sentimenti, dei ricordi emozionali, non dei sentimenti, dei ricordi emozionali. Il fatto che non ricordassi Ecco, io diciamo che tu hai, cosa... hai smarrito gran parte Sì, della tua memoria, hai dovuto affrontare un processo di ricostruzione di questi ricordi attraverso le testimonianze di altri, quindi insomma sì, ricordi che ti sono stati raccontati. raccontati, che non percepisci più come vissuti, ma che No, sono stati sì, raccontati. esatto. Quindi è da lì che me ne sono accorta. Certo, certo. Eh, Invece tornando un po' adesso alla tua vita quotidiana, tu sei d'origine sarda? Sì, Di dove, se non sono vivo ad indiscreto? Assemini. Ah, ti sei da Sì, Semi, sei da Assemini. seminese. Sì, E poi ti sei trasferita in in Toscana. Toscana, sì. Ecco, e avendo tu due libri pubblicati, avendo prodotto anche un'attività artistica a livello teatrale, vorrei domandarti quali sono le differenze tra un po' l'ambiente culturale toscano e quello sardo? Ma Posto che chiaramente la Toscana è la Toscana, la Sardegna è la Sardegna, insomma, senza offesa per noi sardi, però insomma, no, assolutamente. No, c'è molta attenzione per quanto riguarda i libri, le prime uscite, ma non solo le prime uscite. Ci sono diversi gruppi di lettura nel territorio e sono molto aperti alle nuove uscite, tantissimo. Ci sono anche tantissimi autori sardi e anche tantissimi autori toscani nuovi, molto molto bravi e apprezzati. ecco, possiamo dire che io ho l'impressione da lettore che ultimamente ci sia stato una sorta di risveglio della scrittura, anche grazie a figure come l'editrice Carmen Salis, Sì, che insomma ha pubblicato questi tuoi libri e lei è insegnante in una scuola di scrittura espressiva. sì, è vero. Possiamo dire che effettivamente c'è stato un riappropriarsi dello strumento della scrittura. Sempre più Sì, persone scrivono, è una cosa che trovo personalmente molto bella perché è fondamentalmente un arricchimento per tutti noi. è vero, sì, sì, sì. Sì, scrivere è importantissimo. Scrivere fa buttare fuori tantissime cose che magari con le parole uno non riesce. Quindi sicuramente eh, è molto, molto, molto in voga adesso. Non in voga, non è giusto dire in voga, però viene utilizzato parecchio. Adesso E ci per- sono tantissime persone comunque che scrivono e basta, cioè nel senso non pubblicano, però conosco tantissime persone che utilizzano la scrittura come Forma di terapia? forma di terapia, sì, Sì, assolutamente. sì. Tra l'altro vorrei chiederti, sono molto curioso di leggerci, se ti va, qualcosa innanzitutto da Trabicolandia. Vedo che il tuo libro la tua copia di Trabicolandia è una copia da combattimento Sì, con note, fogli, praticamente sì. con le note ci fa un altro libro. Sì, praticamente sì, potrei farci un altro libro molto, molto, molto tranquillamente. Poi tra le altre cose, Biglietti? biglietti, vedi, però non mi sono fatto il biglietto che mi serviva oggi. Sì, biglietti dovuti alle parole che durante le presentazioni chiedo di dirmi una parola a caso Ecco. che io poi utilizzo e contestualizzo durante la presentazione. E qual è il senso di questo piccolo gioco che intrattieni col pubblico? È perché io fondamentalmente sono una giocherellona, come scrivo anche in Trabicolandia. E non mi prendo, non voglio la monotonia, sì, non voglio la monotonia. Ho sempre bisogno di avere un tocco di magia intorno. E il fatto di mettere un gioco in mezzo a una cosa così mi piace. E certo, anche perché comunque il gioco è uno strumento di apprendimento, a Sì, prescindere dall'oggetto dell'apprendimento. sì, Ci vuoi leggere, se ti va, qualcosa? molto volentieri. Se allora, Ecco, poi magari ti chiederei, dopo aver letto un brano estratto da Trabicolandia, ti dici qualcosa che invece è tratto da speculare in versi, che sia particolarmente legato con... Facciamo ah, questo piccolo gioco, forse è una bastardata ti sto facendo, no? abbastanza. Scusa. Però vabbè, ci proviamo.
Se vuoi ti leggo la primissima trabicolata che ti Con piacere. spiega, ti spiega l'emorragia cerebrale. Sì. Quindi è un po' un pugno. Lo sento che scende verso il basso, caldo, viscido, lento, quasi ozioso. Dal centro della testa scende. Lo sento. Mi solletica quasi mentre percorre la mia guancia. Mi guardo veloce intorno e realizzo. Muovo dei passi goffi, gli ultimi passi. Sento le formiche. Dal piede sono salite all'inguine. La mia gamba. La mia gamba non la sento più. Avviso. C'è allerta intorno a me. Il mio braccio. Il mio braccio non lo sento più. Arriva la cassettina color arancio e le tute blu. Iniziano le domande. Tono freddo, tono veloce, tono spazientito, tono che ostenta a dare fiducia alle mie dichiarazioni. E intanto le formiche sono morte nella gamba e con i minuscoli insetti è morta pure lei. La mia gamba. Chiudo gli occhi. Basta con le domande. Non sento più la gamba, non sento più la gamba, non sento più la gamba. Le formiche nervose e laboriose tacciono pure sul braccio. Sono state sterminate pure lì. Ora il mio corpo è in pace. Quello strano fermento pare sia passato. Il formicolio è stato chetato. Ora fate silenzio. La gamba destra e il suo amico braccio destro devono riposare. Sono caduti in un sonno profondo, un sonno ozioso, dal quale è difficile svegliarsi. Susseguirsi divisi amici e interminabile giostra di eventi. Complimenti, Questo bellissima. si intitola Formiche e significa in realtà formiche, perché ho avuto il pudore di nascondere, è la primissima che ho scritto, di nascondere la paura che ho avuto di quei minuscoli insetti con la testa rossa. Molto bella, complimenti. Grazie. È di grandissimo impatto. Questo è il racconto delle sensazioni che tu hai provato Sì, in quei... in Tu quel eri momento. consapevole di quello che stava... Sì, io ero al lavoro in quel momento, ero al lavoro ed ero arrampicata su uno di questi sgabelli per vedere il risultato di un'elettroforesi perché lavoravo come biologa in un'azienda. Quindi niente, lavoravo come biologa lì, stavo guardando il risultato di questa corsa elettroforetica, come ho messo il piede destro giù dallo Lo sgabello, sgabello. ho sentito le formiche che salivano dal piede verso su, sulla parte destra, mentre alla parte sinistra io ho sentito un liquido denso e caldo scendere giù, quindi era il sangue che scendeva Scendeva e le giù. formiche però che salivano. Ed è una sensazione che ho messo per scritto subito, con ancora la mano non funzionante, con un telefonino di fortuna, perché non volevo dimenticare la... Hai voluto fotografare Sì, quel momento sì. che ha segnato per sempre la tua Rinascita. rinascita. Sì, La tua rinascita. sì. Adesso invece ti posso chiedere qualcosa di speculari Speculari inversi. inversi? Sì. Vuoi qualcosa su speculari inversi? Qualcosa che... Ecco, guarda, ti leggo un pezzetto. Allora, arrivò il giorno in cui la host di turno mi si presentò in stanza non con la mia carrozzina sgangherata dalle dimensioni King, per chi come me non raggiungeva nemmeno i 40 kg di peso, ma con la carrozzina elettrica. Mi si illuminarono gli occhi. Finalmente pure io come Maurizio potevo essere indipendente negli spostamenti. Mi vedevo già a disputare una qualche sorta di gara di velocità con lui lungo gli antichi corridoi della villa, o a esplorare posti sconosciuti della villa. I miei occhi rimasero illuminati solo il tempo di un battito di ciglia. Maurizio si presentò a fare fisioterapia senza carrozzina, in piedi sulle sue gambe, con un bastone che lo sorreggeva. Come? Cioè sì, ero felice per lui, ma nemmeno più di tanto. Ora le gare di velocità non le avrei potute fare.
Appena Maurizio mi vide, esclamò col suo accento prettamente toscano: «Oh via, finalmente sei seduto in una carrozzina a modino e non pari più un trabiccolino piccino piccino dentro la carrozzina grande grande. Ora tu sei un trabiccolo a modino». Trabiccolo. Mi venne da ridere. E da qui Trabiccolandia. E da qui Trabiccolandia. Sì. Bellissima, complimenti. Grazie. Bene, grazie Flavia Grazie a voi. per essere Grazie mille. passata a trovarci e raccontarci queste storie così belle e così importanti. E facciamo rivedere le copertine. Favore di telecamera. Speculare in versi e Trabiccolandia. Li ho elencati intenzionalmente con collocazione differente rispetto alle altre pubblicazioni, perché, come dice giustamente Flavia, sono parte di un unico racconto che non ha un ordine cronografico prestabilito. Vero. Grazie ancora. Grazie mille a voi. Grazie a Roberto Dessi in regia, a presto.